Bentornati a Buongiorno Verona Live, sono le 12:50 e siamo qui con il nostro ultimo ospite di oggi. Chiudiamo in bellezza con lo sport e con la canoa, quindi uno sport che non abbiamo visto spesso qui su questi schermi. E allora benvenuto Enea Mazzi del CUS Verona Canoa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, non si parla spesso di canoa, spesso abbiamo parlato magari, che ne so, di rafting, ne parlavamo anche poco fa fuori camera, però la canoa è uno sport un po' a sé stante, è molto particolare. E io prima di iniziare a parlare appunto di questo sport, io andrei a chiederti un attimo tu come ti sei avvicinato al mondo della canoa? Avvicinarsi al mondo della canoa è un po' difficile perché anche la mia esperienza mi sono avvicinato un po' per caso quando avevo 13 anni. In realtà si cerca sempre di promuovere la canoa con i ragazzini, con le scuole così, perché dopo dà tante soddisfazioni. Certo. A 13 anni ho iniziato e dopo non ho più smesso. Non hai più smesso, quindi sei rimasto nella canoa direttamente. Esatto, sono 20 anni che vado in canoa. Però, insomma. Ecco, a livello agonistico poi hai avuto anche un po', insomma, sei riuscito ad arrivare a quei livelli? Allora, a livello agonistico in canoa si fa perché fin da ragazzini è molto utile per imparare, certo, per gareggiare, per divertirsi, per fare gruppo. Poi arrivi a un certo livello dove l'agonismo è abbastanza d'élite, quindi è difficile sfondare, diciamo, nella parte agonistica, però ti aiuta a muoverti in acqua egregiamente. Ecco, passando al CUS Verona Canoa, insomma, una parte del CUS che magari non tutti conoscono, però insomma, da quant'è che c'ha una bella storia, insomma, anche questa sezione? Questa sezione è una sezione molto antica, diciamo, perché ha una storia con i fratelli Varotto molto lunga di canoa. E ovviamente, come tante altre sezioni, nell'ultimo anno e mezzo sono stati un po' penalizzati dalla situazione della pandemia. È una sezione che avvicina tantissime persone alla canoa, specialmente i ragazzini d'estate, i centri estivi. È una sezione che promuove tanto il nostro fiume Adige, che in questo momento storico non è tanto usato dalla cittadinanza veronese, però offre degli aspetti veramente interessanti e giocosi. È vero, effettivamente. Però il CUS Canoa tra l'altro si divide in due rami, diciamo, quello agonistico e quello più turistico di cui ti occupi tu. Esatto, giusto? io mi occupo di quello turistico. Il reparto agonistico è un po' più piccolo in questo momento, il reparto turistico ha una volontà di promozione della canoa sia a livello universitario che in realtà, come ho detto prima, ragazzini ma anche adulti, perché si fanno dei corsi propedeutici per muoversi in acqua, per conoscere la corrente, per conoscere i pericoli che trovi nel fiume e conoscere gli aspetti divertenti del fiume. Una volta che per esempio uno finisce un corso può autonomamente andare in qualsiasi fiume d'Italia, diciamo, alla sua portata, scopre come affrontare il fiume e come navigarlo. È interessante. Ecco, la canoa, che tipo di sport è? Perché insomma è uno sport che non si vede così spesso, non è così conosciuto forse, è forse più tra gli addetti ai lavori, ecco. Esatto. E sembra molto complicato, a dir la verità. Oddio, ovviamente se si inizia da piccoli è tutto più semplice, è chiaro, tutte le tutto cose. Più semplice. Però no, non è complicato, è adatto a tutti, è adatto a bambini, bambine, ragazzi, ragazze, adulti, anziani. Ovviamente ci sono aspetti più complessi dove ci sono correnti più difficili e diciamo parti di fiume più semplici. Si parte sempre da una canoa tranquilla, quindi che può essere su acqua piatta, acqua mossa ma poco mossa, e poi uno si può indirizzare. Noi siamo fluviali, quindi diamo un indirizzo più torrentizio anche, dove uno con la canoa va a fare anche dei torrenti che sono anche impegnativi. Sì, chiaro. Ovviamente sono impegnativi, però ti ritrovi in mezzo a spettacoli naturali unici. Vero, anche quello. Ecco, la preparazione fisica qua quanto conta? Conta abbastanza, però una volta che uno impara ad andare in canoa può andare in tutte le stagioni, come tutti gli sport. È vero che d'inverno l'acqua è fredda, ma anche d'estate l'acqua è molto fredda del fiume. Confermo. quindi non cambia tanto se si ha una continuità. In genere d'inverno si va in piscina anche per
migliorare la Ok. tecnica, magari nel rigirarsi quando ci si capovolge, la tecnica dell'Eskimo, si riesce a tenere una continuità fisica tale da permetterti di andare tutto l'anno. Certo è che ci vuole un tono abbastanza alto per tenere, diciamo, in piedi la sì. gestione della canoa. Certo, infatti, soprattutto poi su torrenti magari un po' più impegnativi. Certo, lì. certo. Ecco, poi prima mi parlavi anche di insomma socialità di gruppo, però la canoa sembra più uno sport quasi individuale. Ecco, quanto conta invece in questo senso il gruppo? Il gruppo conta tantissimo, perché per prima cosa in canoa non si va mai da soli. È come andare in montagna non si va mai da soli. Vero. Il gruppo conta tanto perché ogni volta che si scende un fiume, un pezzo di torrente, c'è sempre un leader che ti porta, che ti conduce, ci sono le persone che chiudono, che fanno la sicurezza. Certo. Quindi in realtà sei da solo sulla tua canoa e ti muovi autonomamente, ma in realtà quando navighi sei sempre un gruppo e questo è molto bello, Sì. dà tante soddisfazioni umane, ecco. E niente, sì, può sembrare uno sport singolo, però In realtà no. In realtà no. Ecco, tu che insomma da addetto ai lavori, da sportivo, da canoista, si dice così? Sì. Benissimo. Ecco, qual è magari l'avventura più bella che hai fatto sulla canoa? Il torrente più bello che hai navigato? Oddio, ci sono dei torrenti che sono belli e difficili o facili, ma estremamente belli. Ho navigato dei torrenti stupendi in Slovenia, Wow. come la Socia, che sarebbe l'Isonzo, che è un fiume spettacolare per l'acqua, per tutto, ma anche qui da noi ho navigato fiumi che sono stupendi, la Dora Baltea, il Vanoi, poco conosciuto, il Noce, il Maè, che è un torrente minuscolo dove sei dentro una gola che avrà pareti di alte 100 metri, dove non vedi neanche il cielo a tratti. Sono luoghi da scoprire. Certo. E per fortuna incontaminati. La canoa, il bello secondo me è che è uno sport non tanto invasivo per, diciamo, una realtà Per la natura. Per la natura, come può essere altri sport, diciamo, dove vai a impattare un po' di più sull'ambiente. Navighi e cerchi insomma, di lasciare il tutto più naturale possibile. Beh, è veramente molto molto affascinante come sport e se a qualcuno è venuto voglia di provare, insomma ovviamente il CUS Verona è sempre a disposizione, immagino. Certo. Ecco, e tutti i riferimenti chiaramente li trovate sul sito, quindi cusverona.it, sezione canoa, anche qua appunto vediamo, ci sono anche i tuoi riferimenti Enea, così se qualcuno veramente fosse intenzionato almeno vi trova subito e può sfogare la propria voglia di vedere, di capire come funziona anche la canoa. Certo. Bene, e allora io ti ringrazio per essere stato mio ospite oggi e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Bene, e allora adesso spazio alla musica, al GR locale e poi a tra poco.